Con noi Capitan Tassinari. Andrea, non è bastata la tua ennesima grande partita perché è arrivata una sconfitta proprio, non dico sul filo di lana, ma insomma 5 minuti in cui poi la Ruker ha fatto veramente fatica. Come l'hai vista dal campo? Siamo in un momento di difficoltà, penso che si veda, penso che questa settimana abbiamo fatto una riunione anche, ne abbiamo parlato, qualcosa è venuto fuori di buono, poi prendiamo 35 punti il primo quarto e parliamo di niente. Daniele ci allena bene, ci allena dandoci i numeri, ci ha detto che questi prendono 13,6 rimbalzi offensivi a partita, che è un numero incredibile, noi riusciamo a fargliene prendere 16. Siamo stati più scarsi di loro sono stati più forti di noi e questo è quanto. Andrea, allora abbiamo accennato sia a cose tecniche che a cose non tecniche. Dimmi, secondo te, dopo appunto 7 giornate, 2 vittorie e 5 sconfitte, cosa può e cosa deve cambiare nel gruppo, nell'atteggiamento, nell'attenzione per 40 minuti? Penso che siamo una squadra forte, anche se siamo a 2 vittorie e 5 sconfitte, ritengo che siamo una squadra forte. Dobbiamo sapere di essere una squadra forte, dobbiamo entrare in campo sapendo di essere una squadra da battere, perché al momento stiamo entrando in campo con, sembra l'animo della squadra che ma sì dai, proviamo a battere questi, no, sono gli altri che devono provare a battere noi e sono convinto che la squadra e i miei compagni di squadra fino allo staff sia una squadra costruita per fare un altro tipo di campionato e spero che alla fine poi salterà fuori quello che penso. Quindi dobbiamo crederci è veramente l'unica cosa che dobbiamo fare. Buonasera Andrea, da capitano che cosa vi è mancato nell'ultimo quarto, in quei 5 minuti senza canestro? È più una mancanza fisica, una mancanza mentale? Cosa hai visto dal campo? Ho visto i fantasmi, ho visto i fantasmi, perché sono quelli che escono fuori tutte le volte che ci sono quelle partite lì, che arriviamo a quel punto lì. Sono i fantasmi, prendiamo un canestro testa bassa, ci fischiano un fallo e non ci va bene, e riprendiamo a parlare con gli arbitri, io per primo perché ho preso il Politecnico, quindi non mi escludo da tutti i discorsi che sto facendo, quindi tornare in campo, lavorare, abbiamo altre 2 partite in una settimana e sono certo che prima o poi riusciremo a sbloccarci perché è proprio secondo me una questione mentale più che tecnica. Andrea, grazie, ci vediamo a Lumezzane. A Lumezzane.